cercheremo di capire quale sarà poi a bocce ferme tutta la dinamica con le responsabilità. Certo è che è inquietante quello che sta accadendo. A me mi è venuto subito in mente pensare che Vanessa sicuramente ha seguito per un mese la vicenda di Giulia, avrà commentato questa vicenda senza sapere che la prossima vittima sarebbe stata lei. Ed è un'inquietudine, è un fatto orribile. Io spero che si aggiudichi alla giustizia quanto prima il responsabile, e sarebbe anche interessante capire qual è stata la dinamica e il movente di quello che è accaduto, ma per movente non intendo la giustificazione, intendo di capire cosa ha in testa sta gente, perché comunque è ingiustificabile, appunto, non ci sono parole. Certo è che c'è un bollettino di guerra ormai, un bollettino di guerra. E la verità è che è il tema della difficoltà della gestione della sfera emozionale, e quindi spesso il prototipo di chi ammazza è un prototipo di una persona che comunque tutte le sue emozioni, che siano diciamo di successo o insuccesso nella vita, di relazioni non sentimentali ma con altre persone o sentimentali, hanno tutte una pessima diciamo, gestione, soprattutto se sotto pressione. E quindi non le so dire quale sia poi la storia di questo caso, però mi sento anche di dire insomma, che i femminicidi non sono una caratteristica dei giovani, cioè i femminicidi stanno lambendo un po' tutte le fasce di età,